il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Va ora in onda Spazio Più. C'è chi mi chiama figlio di puttana, che c'è di male, l'importante è aver la mamma, che non lavori troppo, che la vita è breve, a volte un mese. Se prendi il treno, sai, ci metti meno, e non l'hai visto il meteo, non l'hai visto il cielo, ma a volte ci si vuole. Sta arrivando l'onda alta. Buonasera a tutti dallo Spazio Più, professionisti imprenditori uniti, rigorosamente diretta da via Carlo Bellerio 41 in Milano. Chi vi parla, vostro sparacazzate preferito. Abbiamo cominciato con D'Argent Amico, sta arrivando l'onda alta, un testo che insomma a Sanremo è piaciuto molto. Onda alta, sta arrivando l'onda alta, noi da un bel po' di anni che lo diciamo, ormai nell'onda alta ci siamo dentro fino al collo e anche di più. Tuttavia avevamo ragione, ma della ragione non sappiamo più cosa farcene. Come al solito il venerdì è il giorno che odio di più, anche se è il giorno della moschea che invece mi piace. No, scherzo ovviamente. Comunque saluto tutti i nostri amici della comunità islamica che ci ascoltano, e sono tantissimi. Rammento come al solito che il venerdì è il giorno consacrato alla sicurezza, in particolare a quello che avviene nelle carceri in Italia. Allora, in studio con me Mimmo Magnetta, presidentissimo dei professionisti imprenditori uniti, nonché eminenza grigia, l'uomo che ha voluto fortissimamente questa trasmissione, ahimè per me, e poi direttamente da Genova Paola, che possiamo dire che è l'ideatrice, la direttrice, possiamo dirlo? Certo, assolutamente. Okay. No, qua purtroppo abbiamo pool di studi legali che stanno attenti a ogni cosa che diciamo, e c'hanno la denuncia per diffamazione molto facile. Allora, a volte essere direttori di un giornale, come ci insegnerai tu, non è molto conveniente, perché è il primo che risponde, insolito pure per quello che i suoi giornalisti scrivono. E quindi o dicono anche, perché poi ci sono anche quelli che le denunce le pigliano per quello che dicono. Ecco la faccia, capito? Hai capito? Io. Benvenuti in Italia, dove la libertà di parola è una cosa che non esiste in pratica. Allora, spieghiamo a Paola che è la prima volta che diciamo Paola cosa fa, perché qua la stiamo presentando. Scusami, sai come un po' di ordine mentale. Io a livello mentale ho seri problemi, però almeno io no, perché io sono a certa età, ormai sono diventato un po'. Sì, era il 1900 Ambalabad 2.
dovevamo dire Ambarabà perché il Kaiser non voleva che dicessimo 20. No, a parte gli scherzi. Allora, Paola, abbiamo detto, direttrice del 535 Magazine, che insomma viene redatto all'interno della casa circondariale Genova Marassi. Sì, pardon. Ok, allora, io sono Paola Cazzola, sono, oltre che aver fondato questo giornale che al momento non è ancora esistente, non è ancora pubblicato, sono anche una docente alla NABA, la Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. Quindi cos'è 535 Magazine? 535 Magazine è il giornale redatto e scritto dai detenuti del carcere di Genova Marassi. All'interno di questo giornale noi parliamo dell'arte maledetta, così l'abbiamo chiamata, ovvero tutte quei generi artistici che nascono, si scoprono e si sviluppano all'interno delle mura del carcere. E ho trovato grandissimi talenti lì, ho trovato persone che scrivono canzoni fantastiche, chi fa freestyle, chi dipinge, chi si diletta nell'artigianato, come ad esempio qualcuno crea dei velieri con gli stuzzicadenti, oppure qualcun altro dei cofanetti con il sapone di Marsiglia e tanto altro. Quindi anche dall'umiltà, dal nulla si possono generare grandi opere. E quindi il mio intento attraverso 535 è quello di portare Paola, ti posso interrompere sì, un attimo, perché certo. io ho una grande passione per un tuo grande concittadino, Fabrizio De André, no? Ah. Che lui scrive un poeta, un cantautore poeta, e scrive: dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori. Quindi questa tua frase mi ha fatto venire subito in mente. Assolutamente, è verissimo, perché in realtà noi non ci rendiamo conto che quando abbiamo tutti i mezzi a disposizione, alla fine siamo più limitati di coloro che invece non hanno niente e dal niente riescono a creare grandissime cose. E qua infatti il mio obiettivo è quello di mettere in luce i loro talenti attraverso questo portale digitale che sarà una vera e propria mostra online. E questo si chiama 535 perché 535 sono è il numero di posti disponibile che la struttura, La capienza legale, legale, che se andate a vedere sul sito di Marassi dice che delle persone che può ospitare, in realtà sono 690 e come dicevamo prima, però va già quasi bene per un carcere, in Italia, ecco, perché c'è sicuramente situazioni peggiori, però comunque questo ci fa capire della sovrappopolazione che c'è, che è un problema che tuttora esiste nelle nostre carceri. Sì. Lo spazio più dedicato al SINAP, cioè al Sindacato Nazionale Autonomo della Polizia Penitenziaria, si occupa non solo di chi nelle prigioni ci lavora, ma anche appunto di chi nelle prigioni ci lavora e volontariamente, appunto perché poi Paola questo lavoro lo fa appunto come volontaria, giusto? E anche di chi nelle prigioni ci lavora contro voglia. Pensate un po'. Ne conosco qualcuno, sì. c'è qualcuno che a volte non ha tanta voglia, no? Però è una realtà che esiste e che noi appunto amiamo affrontare dai vari aspetti. Ecco, Paola è una che appunto in prigione ci va come volontaria in pratica, giusto? Certo. E ci sono quelli che appunto vanno come lavoratori stipendiati, che però per ricevere questo stipendio si pigliano sempre un sacco di mazzate. Oggi da una cara amica che conosco da qualche decennio ho ricevuto un messaggio, non faccio il nome, ma Federico e Antonio, il nostro mitico Antonio Fellone, che chissà dove è disperso adesso, stiamo aspettando nelle nebbie bresciane, ne? Stiamo aspettando che si ma colleghi anche lui. brutto, ne? Mi ha mandato appunto un messaggio WhatsApp che appunto in pratica mi avvisava della 11.085esima vittima, cioè del personale in divisa, che appunto è stata aggredita, però appunto in prigione, nelle prigioni italiane accadono queste cose. Perché è tutto al di fuori del controllo, diciamo le cose che stanno come stanno, no? È tutto meravigliosamente ormai lasciato come è, quindi aspettiamo tutti, sta arrivando l'onda alta, non a caso aspettiamo tutti questa onda alta che prima o poi arriverà e poi qualcuno si farà male, brutto da dire, però l'onda alta è bella fino a un certo punto, poi se ti arriva addosso è alta, ti fai male. Appunto, però persone come Paola, io l'altra sera l'ho conosciuta
2 sere fa al Cinema Ariosto a Milano, dove siamo andati a vedere io e mia moglie un documentario che parlava della compagnia teatrale della Fortezza d'Abbasso, perché appunto le prigioni... Pensate Mimo come è dotto che va a vedere questi documentari ed è rimasto sveglio tutto il tempo, Sì, davvero, non ci manco se lo vedo. Madonna, Vabbè, proprio... a Io ho proposito di allevato gente una che serpe dorme in seno, piedi, a allevato. proposito di gente che dorme in piedi, 029294 7222 per chiunque volesse intervenire in diretta, ripeto 029294 7222. Rammento a tutti che siamo rigorosamente in diretta da via Carlo Bellerio 41 dagli studi di Radio Libertà al di 29 novembre 2024, ore 15 12 minuti. Dovete sapere che noi siamo l'unica trasmissione che va solo e soltanto in diretta perché non ci abbiamo i soldi per andare in replica. Purtroppo la realtà a è noi dura. non ci replicano. Ok, e per i più timidosi, che siete tantissimi che ci seguite, 340 670 9659, ripeto 340 670 9659 è il numero del WhatsApp, perché giustamente noi diamo voce alla nostra agenda, almeno così dovremmo fare, e qua se facciamo una trasmissione in diretta non diamo nemmeno le coordinate per raggiungerci, capisce a me, come si dice in E alcuni oltre a dare latitudini. voce gli diamo anche la possibilità a chi sa scrivere di scriverci. Io per Pensate, esempio, per i pochi che sanno ancora leggere e scrivere c'è questa possibilità. Se non sapete leggere e scrivere potete mandare gli audio, però entro i 20 secondi. Gli audio da 5 minuti e 45 secondi no, vi vogliamo bene, perché altrimenti io farei una trasmissione solo di vostri audio, però purtroppo non si può fare. sto vedendo un corrucciato, un po' Sì. impensierito, pensieroso co-conduttore, il mitico Antonio Felloni in Fellone, diretta da Calcutta oggi, ci sì, che dicono. però ogni tanto, come al solito, viene, va, ogni tanto sparisce. Eccolo Antonio, là, è Antonio, riapparso, ci ecco. sei? No, sparisco. Buongiorno a tutti, buongiorno alla new entry che non ho il piacere di conoscere. Buongiorno. Buongiorno, grazie sempre a Radio Libertà per lo spazio che dedica al mondo carcere, alla polizia penitenziaria, grazie a voi. Vabbè, sono sparito, sono mancata una settimana, una puntata. No, Cioè, che sparisci dal video, ogni tanto ti nascondi, non so se ti metti a fumare di nascosto o fai chissà che cosa fai. Io oggi volevo essere di presenza, mi avrebbe fatto veramente piacere, ma ho fatto le corse, quindi proprio perché sono mancato una settimana scorsa che sono stato in Olanda, quindi avevo un po' di cose da fare qui su Brescia, quindi non sono riuscito a vedere in quel di Milano, ma sicuramente verrò venerdì prossimo. Antonio, Sicuramente, perché qua di sicuro non c'è mai nulla, però cercherò di fare il possibile per esserci venerdì prossimo. Antonio, vediamo. Fermo là. Allora, in Olanda, che cosa hai combinato? Avete vinto o avete perso? Abbiamo vinto a prescindere, è stata una bellissima spieghiamo agli amici a casa non le elezioni, perché ormai si va a votare qua non si capisce più niente, un torneo di calcio, così almeno gli amici a casa capiscono cosa, ecco. Glielo volevo far dire a lui. In Olanda c'è stato un bellissimo torneo interforze che vedeva la partecipazione di tutte le forze di polizia del mondo. Noi rappresentavamo l'Italia come reparto di Brescia, la polizia penitenziaria. È stata una bellissima avventura, ma veramente bella, che ci ha arricchito un po' tutti. Calcisticamente non è andata bene, ma non è andata neanche male, perché comunque siamo usciti agli ottavi, quindi su 80 partecipanti, 80 squadre partecipanti, siamo arrivati 16esimi, 16, 17esimo, adesso non mi ricordo. Quindi male non è andata bene, ma non siamo andati lì certamente per vincere il torneo, ma per vivere questa bella avventura, no? Di partecipazione. No, Federico, con questi occhiali non ti si può guardare. Comunque. Scusate, ho lo sguardo stravolto perché ho fatto la notte. Tra l'altro ho mandato, abbiamo aperto con Dargen D'Amico che porta sempre gli occhiali. Io non ho mai visto gli occhi di Dargen D'Amico, quindi mi sento molto meglio così, perché ogni volta purtroppo questa maledetta radio c'è una TV che ti fa vedere quello che fai e dici in diretta, è qualcosa di odioso. Perché io io ho qualche problema psichiatrico, e vedere me medesimo di 10 secondi fa mi ha sempre disturbato. Figurati quando ho la faccia che insomma è stravolta e non mi riesco a riconoscere. Allora, siccome io sono stato il primo a iniziare, poi ha iniziato Semmivarini e poi Cruciani, io rivendico il diritto di ricominciare a mettere gli occhiali da sole quando non sono presentabile. E quindi ora sto molto meglio, perché mi vedo meno. Ti donano, ecco. Grazie. Sta arrivando onda alta.
Come diceva un nostro amico in comune, tu sei bello a prescindere. Quindi, Grazie, amore. Ok. niente, andiamo fuori. Va bene. Non so l'argomento che stavate trattando perché, No, stai ripeto, ho parlando fatto Allora, io so che tu non ti sei presentato perché i calendari... Allora, dovete sapere intanto chi è Antonio Fellone, perché qua non è che gli amici a casa ci seguono tutte le puntate. Giustamente tu quando hai tempo ascolti la radio, quando sei Certo. imbottigliato nel traffico ascolti la radio, quando c'è uno sciopero generale per cui hanno aderito poche persone, mi dicono, però comunque e non ti puoi muovere, accendi la radio. Mettete che voi siete imbottigliati nel traffico di uno sciopero generale oppure tornate da un ospedale dove ha scioperato l'infermiera di turno, cosa che grazie a Dio non è accaduto, cioè almeno l'ultima volta che c'era lo sciopero non ha scioperato nessuno, meno male perché avevamo un esame importante da fare e non è un esame universitario ma è un esame medico e così ascolti per la prima volta lo Spazio Pio in collaborazione con il SINAP e dici ma chi è questo signore? Chi è Antonio Fellone? No, Antonio Fellone è segretario generale aggiunto del SINAP, cioè uno dei capoccia del SINAP per intenderci, questo sindacato nazionale autonomo, cioè non confederale, quindi a differenza della CGIL e della UIL tratta solo e soltanto la difesa dell'ambiente penitenziario, in particolare delle donne e degli uomini che vestono la divisa della polizia penitenziaria e anche dei civili che lavorano per il Ministero della Giustizia per mandare avanti la macchina carcere. Da quando ho gli occhiali da sole ho acquisito una padronanza, una sicurezza. Hai cambiato personalità. Sì, mi sento come D'Argent d'Amico ora. Ok, nonché, pensate un po', è coordinatore del Dipartimento della Lega per Salvini Premier per i carceri e la polizia penitenziaria. Quindi quando uno c'ha una bella idea, poi viene in mente qualcosa, tira la giacca d'Antonio e dice Antonio, visto che tu sei il coordinatore del Dipartimento carceri e polizia penitenziaria, perché non facciamo sta cosa? E Antonio, che sembra vederlo così un farfallone, è una persona molto concreta che riesce a portare i risultati a casa. Non a caso l'hanno mandato nella selezione italiana ad Amsterdam in Olanda a rappresentare, no, a portare a casa i risultati, altrimenti avrebbero mandato Fonseca oppure Juric al posto di Antonio. Ecco. Fonseca no, prego. Ecco, Fonseca ecco. no, un altro allenatore, ma Fonseca no. Sicuramente concorderanno. No, Fonseca è il Milan, è milanista. È una specie di brutta copia di José Mourinho. Ma lasciamo perdere. Okay. Niente, ci tenevo a dare una notizia che sinceramente a me è spiaciuto, quello che è accaduto a Casa del Marmo, dove è stata aggredita una nostra collega. Purtroppo sta girando sui social la foto, è brutto Antonio, vedere scusa l'interruzione, ricordiamo agli amici che cos'è Casal del Marmo, perché a qualcuno potrebbe sembrare l'outlet di Mondo Ceramiche, no? Giustamente non è che sono tutti del settore. Facciamo questa trasmissione da più di 8 anni, quindi do per scontato a volte che magari chi ci ascolta conosce il mondo carcere. Casal del Marmo è l'istituto per minori di Roma e quindi c'è stata un'aggressione ai danni di alcune colleghe ieri da parte di detenute recluse lì all'istituto per minori di Roma, Casal del Marmo, e sta girando una foto che sinceramente a me fa rabbrividire, dove la nostra collega gli è stato spaccato il setto nasale, da quello che si evince, quindi è piena di sangue e sta cosa fa male perché quando accade a livello nazionale qualcosa che vede, tra virgolette, perché colpevoli si è fino a dopo la sentenza definitiva, quando vede coinvolti gli appartenenti alla polizia penitenziaria, i TG aprono, i maggiori TG nazionali aprono con questa notizia, noi passiamo per i soliti aguzzini, torturatori e altro. Invece quando accade l'incontrario ai noi, spesso, che subiamo aggressioni anche feroci, come quella che ha visto protagonista la collega, nessuno ne parla e questa cosa a me fa leggermente incazzare, perché comunque io credo che noi rappresentiamo lo Stato, noi rappresentiamo la legalità l'attenzione andrebbe più verso le forze di polizia che verso altri che se sono lì semplicemente perché hanno commesso dei reati ed è giusto che paghino. Quindi questa cosa mi fa letteralmente incazzare. Tutto qui. Quindi piena solidarietà e vicinanza alla collega, auguri di una pronta guarigione, però è giusto che non le diamo queste notizie perché non va bene anche vedendo quello che sta accadendo in giro. Se tu guardi anche le manifestazioni che dicevi tu prima, non sono manifestazioni ma sono aggressioni continue ai colleghi della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza che fanno attività sul territorio. Veramente la situazione sta degenerando
Questo grazie ai sapientoni di sinistra che continuano a seminare odio e rancore, perché una manifestazione, secondo me, come la vediamo noi, no? Bisogna urlare a gran voce i propri diritti, le richieste, ma non si manifesta bruciando le immagini di Salvini, di Meloni o di alcuni ministri o invocando alla guerra o violenza o altro. Per noi quella assolutamente non può essere definita una manifestazione. Quindi purtroppo è c'è qualcosa tensione, che fa veramente schifo. c'è tensione che attraversa tutta l'Europa e quindi magari noi siamo pure un po' più fortunati rispetto a quello che sta accadendo in Francia e in Germania, a proposito di onda alta che sta arrivando. Certo che quando accendi la TV vedi guerra in continuazione, insomma, guerra chiama guerra, violenza chiama violenza, poi ci sono guerre di serie A, guerre di serie B, una violenza di serie A, una violenza di serie B, e quello che vedi in TV poi piano piano ti arriva a casa. Almeno io la ragiono così, poi mi dicono che sono filo putiniano qua e di là, però a forza di oppure insomma i bombardamenti che abbiamo visto a Gaza erano persone, quelle 40.000 persone, donne e bambini morte, erano persone. Che poi che ci piacessero o no, o fossero abbronzate o no, però ora ci sono anche morti in Libano, insomma, sì, perché c'è la Siria pure che si è infiammata di nuovo. Qua andiamo di male in peggio, giustamente. Evidentemente è una malattia che prende tutte le persone piano piano. La situazione comunque è difficile, sono stati degli anni difficilissimi per tutto il paese, per tutte le persone che lavorano i prezzi sono aumentati del 30-40%, insomma tirare a campare è sempre più difficile, e quindi penso che sia anche quello il motivo per cui si sia esacerbato il clima. Poi magari sono scemo io come sicuro, però penso che qualcosa sotto anche da questo punto di vista ci sia. Perdonami se ti interrompo, io convengo con te, hai perfettamente ragione, però io credo che se c'è volontà di manifestare, le manifestazioni vanno sempre rispettate, però un conto è una manifestazione, ok, dove tu denunci quello che per te non va bene, è un conto quello che sta accadendo in Italia, che tutto sono tranne che manifestazioni, ok, quindi è odio, violenza e non va bene. Questo io, perché comunque voglio ricordare che ci sono alcuni sindacati che da quando è iniziata questa legislatura tutto fanno tranne che fare i sindacati, ma fanno un'opposizione violenta, ok? Quindi è un continuo, no? Io non ricordo in passato tutti questi scioperi, sinceramente, non li ricordo, quando al governo c'era qualcun altro e non c'era il centrodestra. Quindi questo deve far riflettere, perché comunque, anzi, in periodi dove eravamo addirittura molto, molto, molto peggio. Se noi parliamo della nostra categoria, voglio sempre ricordare, è uscita di recente settimana la notizia di ulteriori 7.500 assunzioni per quanto concerne la polizia penitenziaria. Ieri è uscito un provvedimento di assunzione di ulteriori 16 direttori penitenziari, gli educatori, i funzionari giuridici pedagogici per la prima volta nella storia sono state azzerate le carenze, i funzionari contabili sono stati assunti, quindi se vogliamo strumentalizzare strumentalizziamo, però mai come questa volta va benissimo, c'è un'attenzione in maniera negativa verso il nostro mondo. E quindi io dico, quello per me non è fare sindacato, quello è per me fare politica opposizione, è creare bordelli a prescindere, e spesso si accantona la bella notizia che riguarda la polizia penitenziaria o il carcere solo e esclusivamente per fare rumors. Noi allora, siamo corretti e l'abbiamo sempre fatto. Abbiamo aperto la trasmissione per quanto mi riguarda, dando la notizia dell'accaduto di Casal del Mammo, perché noi diciamo il bello e il brutto. Siamo stati sempre corretti da quando abbiamo iniziato questa trasmissione. Antonio, non per niente io ho portato la bella in trasmissione. Perché il brutto c'è già, la sono bella io. Paola. L'ho portata perché appunto quello che ho omesso di dire Federico è che tu, oltre che essere rappresentante di un sindacato, tu sei anche un assistente del sottosegretario della giustizia Andrea Ostellari, che ha la delega appunto sul trattamento. E infatti io ho voluto far venire appunto qui Paola oggi, perché appunto Paola è una persona appunto che partecipa a quello che è il trattamento dei detenuti, e spero che appunto tu possa dare anche un giusto indirizzo a questa bellissima ragazza per proseguire e aumentare addirittura il suo impegno. Anche perché è una nostra senso. collega, cioè nonostante io
Mimmo, soprattutto abbiamo gravi problemi a leggere, a scrivere, a comprendere quello che leggiamo. Non so per quale motivo abbiamo superato l'esamino per entrare nell'albo dei giornalisti della Lombardia. Quindi tu sei la nostra collega, No, visto che io no, dirigi. non sono Vabbè, pubblicista, abusivamente, però lo sei, abusivamente, diciamo. sì. Ora di fatto ci facciamo diventare noi. Noi. E caro Antonio, appunto, questa ragazza ti verrà affibbiata perché tu da dove potrai farlo, rispettando quelli che sono tutti i vari regolamenti e così via, lì dovrai dare le giuste indicazioni affinché lei cresca in questa sua attività che svolge. Da quanto tempo tu fai questa? Da giugno, ho iniziato a giugno. Ah, perfetto, proprio nel periodo Sono migliore, fresca. cioè nella guerra totale è iniziato. Sì. Perfetto. Scusate, mi sono collegato dopo, ma onestamente non ho capito di cosa si Io ho occupa. creato un laboratorio in carcere dove appunto abbiamo la redazione del giornale di Marassi a Genova. Quindi io lavoro con 10 persone ristrette, non mi piace chiamarli detenuti, e lavoriamo a questo magazine in cui parliamo dell'arte in carcere, quindi come l'arte e la cultura possono salvare. Io comunque credo che stavamo parlando di trattamento, aggiungo questa piccola parentesi. Purtroppo, secondo me spesso non si fa nella maniera corretta il trattamento, cioè, ad esempio Bollate è una realtà, in cui il tasso di recidiva è bassissimo rispetto a tutte le altre carceri, a Milano e, in Italia. Ma è una lunga storia che ora ti spiegherò. Allora andiamo in pubblicità, scusate, chiedo scusa a Paola e Antonio Fellone, però ci sono tempi stretti, altrimenti ci richiamano, già ce l'hanno con il sottoscritto perché è il più figo di questa radio. Quindi andiamo in pubblicità, grazie Lorenzo, e torniamo subito con lo Spazio Più in collaborazione con il Sinap. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. E rieccoci allo Spazio Più, professionisti imprenditori uniti in collaborazione con il SINAP, il Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria, rigorosamente in diretta da via Carlo Bellerio 41 in Milano. Di venerdì 29 novembre 2024, in studio Federico Lo Sparacazzate, Mimmo, presidentissimo del PIU, Paola, la nostra super ospite. Abbiamo ovviamente il nostro mitico regista Lorenzo, senza la cui preziosissima opera tutto questo non sarebbe possibile, ma vedo che abbiamo problemi a internet, evidentemente il tubo di internet sarà otturato, e soprattutto da Brescia dovrebbe esserci il nostro mitico Antonio Fellone. Non si vede. Perfetto, ma almeno ci sentono a casa o... Dicono che è lo stesso sistema dei bancomat che regge Radio Libertà. Da 2 giorni non può pagare con il bancomat, ora anche Radio Libertà, che non aveva pagato, giustamente paga dazio. Allora, ritornando a riavvolgere il filo, riprendere il filo, chiedo scusa a Paola che giustamente si stava esprimendo, stava un po' dicendo quello che fa, un'opera molto preziosa. Ha citato il carcere di Bollate, che è una cosa molto particolare. Diciamo che non è tutto oro quello che luccica. Se Bollate bollate... Poi ti spiegherò, però è giusto che prima finisci la tua opera. Volevo ricollegarmi a quello che sto detto prima. Intanto esprimo massima solidarietà e dispiacere per la vostra collega che è stata aggredita al carcere minorile. Volevo un attimo ricollegarmi al fatto delle aggressioni di serie A, aggressioni di serie B. Io non credo che esistano aggressioni di serie A o aggressioni di serie B o aggressioni che fanno più rumore di altre. Io credo che sia tutto il risultato di un'istituzione o comunque di qualcosa che forse non funziona come dovrebbe funzionare
Quindi secondo me è un ragionamento che bisognerebbe farlo più dal profondo, perché il lavoro dell'agente penitenziario, e adesso dirò qualcosa che forse potrebbe far arrabbiare qualcuno, però alla fine chiude in gabbia delle persone, quindi la persona ingabbiata probabilmente gli suscita una rabbia, e quindi questo rapporto sarà sempre contrastante e antagonista. Invece citavo altre realtà con come si chiama? Il controllo dinamico, quando... Sì, la vigilanza Vigilanza dinamica. dinamica. Non ho un'esperienza sul campo perché non l'ho vista, lo chiedo a te. Può essere più funzionale e dare creare un rapporto più umano tra agente penitenziario e detenuto, quindi abbattendo quel muro che c'è divisorio del controllo e come si può dire, di colui che chiude in gabbia. E allora Paola, ti posso dire che tu in pochissimo tempo hai accennato tutta una serie di problemi, di cose che accadono. Beh, iniziamo allora dal mio insomma, punto di vista. Uno, bollate. La casa di reclusione di Milano Bollate funziona perché è unica, è una sola. È la punta di diamante dell'amministrazione penitenziaria, un po' lo specchietto per allodere. Funziona perché da Roma arriva una marea di denaro, personale, mezzi, che qualsiasi altra realtà in Italia purtroppo se la sogna. Punto 2. Che è quello che io esprimo ogni venerdì da questa radio. Non ci deve essere una dicotomia, una guerra tra guardie e ladri, guardie e carcerati, o polizia penitenziaria ristretti, per utilizzare insomma, parole forbite. Deve esserci uno Stato che fa il suo mestiere. Siccome la gestione del sistema penitenziario è uno dei fondamenti di qualsiasi Stato, dai più liberisti ai più social-comunisti, se tu vedi tutti gli stati del mondo come amministrano la giustizia, amministrano un sistema penitenziario, ed è compito dello Stato farlo funzionare. Quindi su qua, guarda, ci siamo, è una porta che si sfonda aperta. Terza cosa, la vigilanza dinamica. Perché non viene estesa? Perché intanto, diciamo, Bollate funziona anche perché c'è una selezione dei detenuti. Devi sapere che purtroppo non qualsiasi detenuto va a Bollate, ma i detenuti che sono ristretti a Bollate sono selezionati. Ecco perché Bollate è un esempio che io ho sempre odiato, perché è una cosa che costa tanto ai contribuenti, ha mezzi che nessun carcere può avere, e soprattutto ha detenuti selezionati che, secondo me, in un porto, ecco, che viene una città di mare, non puoi selezionare chi ti entra in casa, perché quello che arriva arriva. Ecco perché, secondo me, mi dispiace dirlo, ma Bollate secondo me è un esempio che non può reggere, purtroppo. Vedo che Antonio sorride. No. Che c'è E da qua, dire, qua finiamo Antonio? allora sulla violenza. In effetti la vigilanza dinamica impediva questo. Ti devo dire sì e no. Il problema della vigilanza dinamica, finisco il discorso, che lo Stato all'improvviso l'ha attuata nel 2012, all'incirca 2013, senza mezzi, senza istruire il personale, e giustamente, se tu non istruisci il personale, non dai mezzi per farlo funzionare, che succede? Le cose falliscono. E quindi il governo di centrosinistra, addirittura un magistrato di punta di Magistratura Democratica che reggeva il DAP, un cagliaritano di cui ora mi sfugge il nome, ma a breve do il nome, come un governo tecnico di centrosinistra si inventò la cosa, dall'altra parte hanno riscritto completamente la vigilanza dinamica, limitandola fortemente o abolendola in gran parte degli istituti, perché purtroppo, ripeto, senza mezzi, uomini e formazione, la cosa è fallita miseramente, ed è fallito il tutto in maniera plastica con le rivolte del 2020. E la cosa più grave è che in alcuni istituti del sud, dove la presenza della criminalità organizzata è molto forte, comunque la presenza criminale nei territori si fa sentire, molti direttori non hanno avuto il coraggio di applicare la nuova circolare. Quindi di fatto c'è ancora la sorveglianza dinamica, che è fallita perché non si è... Siamo sempre là, un cane che si mangia la coda, un'emergenza perenne che dura da 25-30 anni, a cui nessuno sembra voler mettere mano con i fatti, a parole tutti. Questo è purtroppo la cattiveria di uno che conduce sempre la trasmissione e si sente sempre fare gli stessi discorsi. Poi purtroppo c'è un rapporto quasi ogni giorno, vivere per lavorare o lavorare per vivere, e quindi quello che mi sono fatto dire in 12 anni di esperienza diretta è che siamo sempre là, siamo sempre al punto di partenza. E quindi ora do fiato alle trombe, chi vuole replicare replichi, ma almeno questa è la realtà che io vedo con i miei occhiali da sole. In merito a quello che diceva Paola, mi sentite? Sì, forte e chiaro.
Perfetto, che c'è stato un problema tecnico prima. Allora Paola, come diceva Federico, Bollate non va pigliato in considerazione, non va preso in considerazione, semplicemente Federico ti ha già detto, perciò io ridevo, perché effettivamente Bollate è un istituto dove ci sono detenuti selezionati e c'è una gestione completamente diversa. Poi ridevo anche perché mi ha citato la famosa vigilanza dinamica, che è stato un fallimento totale. È stata una delle cause che ha mandato sempre più in declino il mondo carcere. È stata proprio la vigilanza dinamica. Mo glielo dica a Luigi, sai. L'ho sempre detto pure io, semplicemente sai perché? Perché è stata applicata in maniera barbara, ok? La vigilanza dinamica andava applicata, ecco, parliamo di Bollate, detenuti selezionati e la puoi applicare. E andava adottata la meritocrazia. Invece cosa è accaduto? È accaduto che in Italia hanno aperto all'improvviso tutti, apriamo tutti. E ci sono istituti, come dico io, vede la presenza di varie tipologie di detenuti, dal detenuto che rispetta le regole, sa che si deve fare una carcerazione, ha voglia di comunque di fare qualcosa di diverso, rispetta le istituzioni, rispetta i poliziotti, al detenuto che non è avvezzo al rispetto delle regole, non gliene frega niente di niente e di nessuno ed è sempre lì a fare guerre tutti i santi giorni. Quindi vanno suddivise queste due categorie. Nessuno mai di noi ha detto che il detenuto è cattivo e la gente è buona. Sul discorso delle aggressioni non ci sono aggressioni di serie A, aggressioni di serie B. Tutte le aggressioni sono uguali, sia quello che subiscono i poliziotti e se magari c'è stato qualche collega che ha sbagliato, accertato il fatto, è giusto che se ne assuma le responsabilità. Quello che dicevo io era un'altra cosa, è che quando accade qualcosa che vede protagonista un poliziotto penitenziario, i TG aprono con questa notizia. Quando vediamo che purtroppo, ai noi, e te lo posso garantire, accade spesso in tutto lo stivale, queste sono notizie che non vengono prese in considerazione. Era qua che dicevo che c'è disuguaglianza. Detto ciò, non c'è all'interno degli istituti penitenziari una guerra tra il poliziotto e il detenuto perché il detenuto è chiuso e quindi si sente represso. Semplicemente ti rispondo io e te lo possono confermare Federico e Mimmo. L'hanno confermato tutti i garanti dei detenuti regionali e il garante dei detenuti nazionali. La stragrande maggioranza dei detenuti in tutti gli istituti chiedevano di essere chiusi, sono tornati alla chiusura e sono contenti. E in qualche istituto che ancora non è stata applicata la circolare, a lamentarsi sono i detenuti che vogliono restare chiusi, perché è per una loro sicurezza. Perché tu devi sapere, Bollate a parte, ripeto, ci sono detenuti selezionati, all'interno delle carceri italiane noi ci troviamo persone che in carcere non potrebbero stare, con degli squilibri, assolutamente degli squilibri mentali grossi. E quindi di conseguenza queste persone mettono a repentaglio la sicurezza sì del poliziotto, ma anche della restante popolazione detenuta. Quindi, ti ripeto, non c'è attrito, non c'è guerra tra il poliziotto e il detenuto. Il problema principale all'interno delle carceri sono, uno, e te lo dico non per appartenenza politica, ma è il detenuto straniero, perché nel 90% dei casi sono loro i responsabili degli eventi critici all'interno degli istituti penitenziari. E Federico che lavora in prima linea ti può confermare. Sto dicendo una fesseria, Federico? No, ma perché sono in maggioranza. Comunque possiamo dire che ultimamente purtroppo anche molti italiani si stanno dando da fare. Purtroppo. Perché non sono assolutamente, hanno una cultura, non rispettano le regole, non gliene frega niente della polizia penitenziaria e delle istituzioni in generale. Non riconoscono lo Stato dove vivono e non gliene frega niente. Quindi non è una questione di, come posso dire, come hai detto tu prima, di attrito, no, tra il poliziotto e il detenuto. No, perché anche io quando stavo in sezione avevo rapporti pacifici con i detenuti. Ci sono detenuti che tu ti chiedono, gli spieghi, gli parli anche di calcio, di politica, gli fai la battuta perché ci devi convivere, no? E poi c'è questa parte dei detenuti che non gliene frega niente di te, non gliene frega niente delle regole. Ripeto, la maggior parte di essi sono detenuti con problemi psichiatrici, quindi hai voglia tu di dirgli sì, sì, no, 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 no. Vanno avanti per la loro strada e l'unica cosa che conoscono sono le aggressioni o atti autolesionistici, perché spesso
siamo costretti a intervenire per queste cose qua. Quindi, ripeto, ma magari 200 istituti in Italia, magari 200 come bollate, firmerei adesso. State veramente tutti bene, pacifici e tranquilli, però purtroppo ai noi di bollate ce ne sono uno a Milano, forse qualche altro istituto simile nello Stivale, ma l'80% degli istituti italiani ha difficoltà. Antonio, magari fossero come Volterra, dove appunto si sono inventati questa compagnia teatrale che ormai sono 26 anni o 24? 36. Magari appunto ci fossero maggiori realtà di questo genere, insomma. Di sicuro è che tu con il sottosegretario qualcosa stai facendo, qualcosa stai dando come contributo a questa svolta, a questa, diciamo, a questa rinascita che è necessaria, perché se non vogliamo finire come, e qua per esempio mi rifaccio a quello che è successo al Corvetto nei giorni passati a Milano. Oggi leggevo il post di uno che è stato europarlamentare ma non è stato rieletto e che dice appunto quello che è successo a Corvetto è né più e né meno di quello che sta accadendo ma da un sacco di tempo nelle banlieue francesi, parigine, e qua se non siamo attenti a non fare inasprire questo clima lì andiamo a finire, insomma. Si stanno sicuramente ricreando quelle che sono situazioni un po' vecchie di qualche decennio fa. Bisogna stare attenti perché poi dopo le spese di questa situazione le subiamo e le paghiamo tutte. Assolutamente sì, ma te lo dicevo prima, Mimmo, quando parlavo io prima di manifestazioni. Allora, se noi vogliamo parlare di manifestazione, la manifestazione è lecita. Se qualcuno ha voglia di manifestare, come posso dire, delle carte in regola per manifestare, ci sta, per l'amore del cielo. Oggi non sono più manifestazioni, basta guardare i TG, non so se avete visto, no? Quello che sta accadendo a Torino. Non sono manifestazioni, sono aggressioni violente verso chi in quel momento rappresenta lo Stato e quindi le forze di polizia. Quindi è il clima che si è creato che è sbagliato. E chi è che l'ha creato questo clima, Mimmo? Chi è che l'ha creato questo clima? Cioè, chi l'ha creato questo clima? Antonio, posso dire una cosa? Io ho vissuto a Torino 2 anni e nei 2 anni che ho avuto il piacere di vivere in questa città posso dire che Torino è una città che ha una tensione sociale e ideologica molto molto forte. Cioè, io ho visto manifestazioni anche dei cosiddetti forconi, che all'epoca erano liberi professionisti, ambulanti. Avevamo un nostro caro amico del Goya che interveniva spesso, che era tra i promotori di questa manifestazione qua, ed era una persona che metteva giù il mercato, cioè intervennero in quella maniera là perché a Torino si usa fare in quella maniera. Sarà la vicinanza alla Francia evidentemente, però ti posso confermare che almeno da questo punto di vista a Torino la lotta sociale è sempre stata molto più forte, molto più agguerrita che rispetto al resto della nazione, ed è una cosa che va avanti dal 45 in poi, se non addirittura prima. Persino durante il fascismo Torino era particolare a livello di manifestazioni, questo va detto. Paolo è molto giovane, ma Genova non è che regalava niente quei cavalli, non scherzavano mica niente quelli, Però appunto facciamo attenzione perché è facile scivolare e quando si comincia a scivolare verso situazioni del genere poi è dura bloccare la questione, insomma. Mi dicevano l'altra settimana mi dicevano che Radio Libertà deve scendere in mezzo alle piazze e il direttore e l'amministratore mi volevano spedire appunto al Corvetto e io ho detto vabbè, io ci vado, ma se mi date il microfono, l'attrezzatura adatta che mi fa sembrare, anzi mi fa essere veramente un giornalista, perché andare lì col telefonino io non lo faccio. Chiedo scusa a tutti, ma un'altra tradizione di questa radio è che diamo voce alla nostra gente, quindi quando c'è un ascoltatore in linea diamo subito la precedenza, poi leggere i 2 WhatsApp che mi sono arrivati, come giusto che sia. Quindi buonasera, chi è e da dove chiama? Allora, buonasera, io mi chiamo Michele e chiamo da Bari, precisamente dalla provincia di Bari. No, niente, io vorrei parlare un po' dei servizi sociali che purtroppo sbagliano il loro incarico. Dica. Più che altro. Sì, no, perché purtroppo io sono un elettore di destra e quindi sono già militante nella destra italiana, e quindi è solo che qui dove sto io che guardano troppo agli altri, meno agli italiani, e magari se mi voglio mettere a disposizione per un lavoro o per qualsiasi altra cosa, vogliono tenermi in una posizione che io devo essere inagibile, non devo avere
a che fare con niente, con la società di lì fuori. È una cosa perché io sono rimasto purtroppo senza genitori e purtroppo il carattere mio che sono chiuso, non sono un carattere che uscivo, mi sono chiuso purtroppo come tutti i ragazzi bamboccioni. Ecco perché io, è questo l'unica cosa che voglio testimoniare, è una diffida da parte sugli assistenti sociali, solo perché sbagliano l'incarico. Non so a chi mi devo rivolgere, speriamo che questa faccia notizia almeno. Beh, noi ovviamente questa denuncia la giriamo a chi di dovere. Sì, poi ovviamente magari lascerai il numero alla regia e cercheremo di darti una mano. Sì, no, perché purtroppo io ho visto che sono anche di sinistra, e ci sono tante, sono a favore anche dello Ius Soli e sono a favore dell'immigrazione anche clandestina e di tutto. Ecco perché le sto dicendo tutto. Nell'ambito territoriale, che purtroppo c'è questo fango. Sì. Questo ecco perché non è solo su Roma, ma è negli ambiti territoriali, laddove purtroppo, come si dice, io sono anche militante Lega, purtroppo siamo schiavi di questa sinistra che purtroppo è anche maggioranza anche quando non comanda. Purtroppo se ne esce dal tempo della guerra e del fascismo, che grazie al fascismo, come loro dicono, c'è la pensione, così diceva il mio povero amatissimo mio papà, che purtroppo è lassù in cielo. Io sono rimasto, come si dice, orfano di genitori purtroppo. Speriamo di farcela e speriamo, io ce la voglio mettere tutta. Grazie innanzitutto dello sfogo che mi avete fatto permettere a quest'ora, e poi magari se potete sintetizzarla bene la mia storia, e speriamo, perché non deve essere un'altra cosa come Viviano, che poi è andata così tra biscotti e tarallini. Tra luce e vino, come si dice in alcune latitudini. Sì, appunto, io ci sono stato pure al nord e mi sono trovato bene, ecco perché sempre in cerca non solo di lavoro, ma di raggiungere proprio quella cosa lì. Io quando vado in un altro paese, pure a Milano, io sto su Bari, io vado ospite, non devo aprire a chiunque, perché io voglio sapere chi sono, chi non sono, chi... Grazie, scusami, ma abbiamo anche altre telefonate è caduta l'altra. Ok, grazie carissimo, un saluto, un bacio a Bari, alla Puglia, visto che veniamo quasi tutti da là, tranne Paola. Vabbè, no, questo giustamente parlano di tensioni, di insomma problemi, quello che noi registriamo nel paese reale. C'è chi esce di casa e spacca tutto, chi invece reagisce diversamente, ma il problema permane. Ci sono questi problemi, che soprattutto i giovani vengono alla faccia di chi dice che non si trovano gli operai, dobbiamo far venire gente da fuori qua e là. Io vi confermo che esistono centinaia di migliaia di giovani, da cui anche mio fratello, che sta a casa, oppure ti offrono il lavoro da 600 euro al mese per 12 ore al giorno. E qua sto parlando del civilissimo Veneto, sto parlando di una realtà a 200 chilometri da Milano, senza andare in Puglia. A sud questo è 10 volte peggio, e non possiamo buttare un'intera generazione nel cesso, scusate il francesismo. Questo è un problema che unisce tutti, al di là della provenienza. Sottopagare e distruggere una generazione in questa maniera qua è uno schifo. Sì, soprattutto qua a Milano c'è questo problema, cioè ci stanno facendo credere che ad esempio uno stage a 700-800 euro al mese sia una cosa, oddio guadagno un sacco, però non è una cosa sana, non dovrebbe essere giusto, soprattutto in una città che costa tutto il triplo rispetto alle altre città in Italia. Un affitto costa 600 euro come minimo per una stanza. In pratica con lo stage ci paghi solo l'affitto, poi non mangi, non respiri, Esatto. non puoi nemmeno comprare il mocio per lavare a terra, perché sennò Vabbè, ti mantieni in linea, ma il nostro regista dice che abbiamo un altro ascoltatore. Buongiorno, chi sei, da dove chiami? Buonasera ragazzi. Come state? Sempre a Rieti sei? Sempre là? Che mi volete esiliare? Non lo so, mi volete mandare via? No. Tante volte devi essere il foglio di via da Rieti, invece. Sì, c'è chi ti dava da Osta già, Mario. No, si sta troppo bene qui. Purtroppo abbiamo perso 20 giorni fa per stupidità nostra la più bella regione italiana, che io ce l'ho a 15 km, che è l'Umbria, che è nettamente la più bella regione in Italia. Non lo dico che io non sono umbro, ma ci sono paesini, cittadine, colline. Cioè... Mario, perdona l'interruzione, è stata colpa di Lorenzo il regista,
perché lui appunto è Non originario lo dire, Mimmo, che lo licenziano. non è sceso a votare, anzi l'aggravante del fatto ha fatto venire su anche i genitori, perciò né lui né i suoi genitori hanno votato. Dovrebbe essere, non penso che hanno perso per 3 voti in Umbria. dovrebbe essere fucilata la schiena Lorenzo di Terni. No, ma Lorenzo, è stato un piacere conoscerti, perché ha appena perso il lavoro grazie a Mimmo, quindi... no, ma cittadine come Todi, Foligno, Gubbio, Città di Castello, Norcia, Cascia, Assisi, nessuno c'è. E chiunque c'ha i soldi, che un po' non è che compra una villa in Umbria, gli basta un casolare in Umbria, cioè è il più bel posto al mondo per vivere, per bellezza, per storia, per cibo, per tutto. Sono innamorato e purtroppo andava così. No, ma io quello che volevo dire su oggi, no? È di gente, voi la storia la conoscete, che quando ci stanno troppi scioperi, troppe manifestazioni, a parte il fatto che l'Italia non è la Francia e quindi non è un popolo che fa rivoluzioni, cominciamo subito a dire questo, ma poi alla famosa maggioranza silenziosa, che tu non vedi, non senti, non scende in piazza, gli girano le balle ed è un boomerang. Dopo il famoso maggio del 68, che la stanza fu rivoltata, come dice Landini, come un calzino, seguì al maggio del 68, tutti lo dimenticano, il giugno del 68, è la più schiacciante vittoria elettorale della destra gollista, tant'è che il generale De Gaulle disse basta, la ricreazione è finita. Cioè tutte queste cose qui portano a una controreazione, va bene, della maggioranza silenziosa. Il fascismo, e non è il caso nostro, fu praticamente un'autostrada che fu fatta dal biennio rosso, 20 e 21, scioperi, manifestazioni, insulti ai reduci di guerra. Dopodiché la gente ha chiesto il castigamatti, quello che mette ordine, che dice ragazzi la ricreazione è finita. Stessero attenti questa gente qua a fare questi continui scioperi, che perché poi all'inizio non possono anche avere una simpatia di una certa parte della gente. A lungo andare poi la stragrande maggioranza delle persone gli girano le balle e la maggioranza silenziosa si può sentire col voto. Attenti. Speriamo, perché ormai non ci va manco più a votare. Mario, grazie, però purtroppo siamo in chiusura, quindi sono costretto a entrarti sulle ginocchia, come si suol dire. Allora, qua voglio leggere 2 WhatsApp. C'è chi saluta Antonio, che insomma dice se hai complessi di inferiorità a essere segretario generale aggiunto e non segretario generale basta, il nostro ascoltatore Maurizio. E poi abbiamo Mary che ci dice ciao ragazzi, vi ascolto quasi sempre, un abbraccio. Grazie a te Mary, perché questo è tutto per voi e per le mie malattie psichiatriche esibizioniste, ovviamente, perché se non apparisco, no scherzo, è tutto per voi, la radio è vostra, il nostro obiettivo è dare la voce a voi, al vostro pensiero e insomma a informarvi e informarci, soprattutto con le vostre chiamate, con le vostre opinioni. Ok, un ultimo, ok. Che diceva l'amico Maurizio? Maurizio chiede se soffre di complessi di inferiorità a essere segretario generale aggiunto e non segretario generale e basta. Lunga vita al segretario generale dottor Roberto Santini, prima di essere il segretario generale una grandissima persona, il mio grande amico, quindi lunga vita a Roberto. Antonio, un ultimo WhatsApp, scusami, veloce, sempre perché diamo voce alla nostra gente. E qua ci scrive Rosanna: purtroppo in tante realtà lo stage è volontariato, poi aggiungerei che la colpa è dello Stato, deve essere di tanti giovani di oggi, è colpa dei nostri nonni, genitori che dicono meglio questo che niente. Io per prima ho lavorato per 2,50 € all'ora con un contratto part time ed ovviamente lavoravo tutto il giorno, quindi che ben vengano i ragazzi che si ribellano per questo, però i sindacati paraculi che prima firmano i contratti e poi scioperano perché fanno schifo, fanno girare i cojones, scrive qua. E grazie Rosanna, perché è una cosa che penso anch'io, tu non puoi firmare ogni contratto e poi dire no io sciopero, cioè siete la stessa persona o soffrite di schizofrenia? È una cosa che in effetti Fede, te l'ho detto prima, questa è opposizione, non è sindacato. Poi sui ragazzi che si devono ribellare, ma assolutamente, quando una persona non concorda è giusto che si ribelli, però ribellarsi con rispetto, non con la violenza, perché per me poi non è più uno sciopero, ma sono solo atti violenti e basta, e ne devono rispondere. A me è questo che lo fa incazzare, perché in tanti anni che ci conosciamo, Federico, è capitato spesso che anche noi abbiamo manifestato, sbaglio,
Però non ricordo di essere andato lì a lanciare bottigliette, a aggredire i colleghi della polizia o a bruciare chissà Io che volevo cosa. farlo, tu mi hai fermato, non te lo perdonerò mai. Allora, grazie a tutti per l'ascolto. Scherzo, per ora non siamo ancora arrivati a quello, però la tensione insomma è forte, c'era. Purtroppo in alcuni carceri pure episodi quasi simili sono accaduti, non voglio citare, ma tu sai a cosa mi riferisco. Allora, voglio ringraziare Antonio Fellone perché purtroppo il tempo è tiranno e un'ora è volata via, nemmeno ce ne siamo accorti. Antonio Fellone, Mimmo Magnetta, Paola, ti lascio a te l'onere e l'onore di chiudere la trasmissione. Vabbè, grazie a tutti per l'ascolto. Ovviamente appunto le tematiche del carcere sono importanti perché il carcere fa parte comunque della nostra città e fa parte è comunque un'istituzione che è parte integrante della nostra società e quindi anche se è un problema lontano per molti, in realtà potrebbe essere anche molto vicino. Quindi è giusto che si faccia sensibilizzazione nelle scuole e tanto altro e si lavori appunto affinché diventi un posto migliore se si può. E io cerco di farlo da qualche mese, ecco. Grazie a tutti per l'ascolto, buona serata e buon fine settimana, restate sempre qua su Radio Libertà. Ciao! Ciao!